take me. Ciao da Nicoletta e dall'ospedale di Locarno un saluto. Stiamo per iniziare il corso di apprendimento ai medici ed è bellissimo perché imparare ad imparare è sempre uno stimolo in più a qualsiasi livello, per qualsiasi professione, dal bambino all'adulto. Quale messaggio vorrei darti oggi? Quante volte, parlavo questa mattina con il direttore di una grossa azienda qui in Ticino, quante volte non c'è l'umiltà di mettersi in gioco, l'umiltà di imparare ad imparare, l'umiltà di ascoltare magari qualcuno che potrebbe farti fare quel passo oltre. Sai perché succede? La riflessione è questa: a volte le persone hanno radicato negli anni una identità, un ruolo, una sorta di competenze, di abito mentale, fisico, psicologico che si è attaccato alla pelle e li fa essere ciò che sono. Però noi siamo molto di più dell'abito che abbiamo e spesso perché abbiamo difficoltà a migliorare e a cambiare? Sai perché? Per un motivo, perché l'idea di pensare di cambiare qualcosa significa per tanti minare la propria identità, rompere la propria identità, rompere quei confini che ci tengono sicuri, rompere quella zona di comfort che ci fa essere ciò che siamo e questo spaventa. Spaventa anche perché se magari riconosciamo noi stessi di aver sbagliato qualcosa o comunque che sarebbe utile e necessario cambiare qualcosa, per qualcuno è troppo doloroso, non riesce ad avere quello zaino e a sostenere quel peso in quello zaino dell'errore. E invece si sa che a volte sono proprio gli errori che ci portano a crescere, a migliorare, ad evolvere. Cos'è che tu puoi avere l'umiltà di imparare ancora? Quali sono gli errori che hai fatto nella tua vita che ti hanno considerato e concesso di capire che forse è giusto rimettersi in gioco? Io un errore che ho fatto, e ne parlavo proprio anche stamattina, è quello di non ascoltare la pancia, non ascoltare le sensazioni. In realtà le sensazioni sono importanti, sono decisive, sono intense. Quali sono le sensazioni che hai e che non hai ascoltato e che ti hanno portato a romperti un po' le ossa, il cuore, l'anima? Impara da questo, impara. Un'altra cosa che ho notato è che più va avanti il tempo, meno tempo ci metto a rielaborare i lutti, perché da quel lutto imparo sempre di più e penso che gli spunti di riflessione tu ne hai avuti già tanti, con la voglia di metterti in gioco, di rompere quei confini dell'identità che a volte possono essere stretti perché crescendo espandiamo il nostro io, il nostro il nostro ego, la nostra anima. A presto, ciao, ciao ciao!